nostra azienda nasce nel lontano 1910 con Egidio Giacomini, che con le prime importazioni di spezie prima e di fibra di cocco poi dà inizio a questa attività prettamente artigianale dedita alla produzione di rotoli e zerbini in cocco. Con l'avvento della Prima Guerra Mondiale e poi della Seconda si ha un cambio generazionale, ed è appunto grazie alla seconda generazione e al boom economico che avviene dopo la Seconda Guerra Mondiale che si ha la prima vera grande espansione dell'azienda, con l'acquisizione soprattutto del brevetto di un macchinario che sarà poi il cuore pulsante di tutta l'attività, che consente all'azienda di espandersi e arrivare poi a quello che conosciamo tutti oggi. Con l'acquisizione del brevetto di questo macchinario ci è stata data la possibilità di arrivare a produrre macchinalmente, industrialmente i rotoli di cocco. Dopo questo step è arrivata la necessità di avere un controllo più stretto su quello che era la materia prima, sulla qualità della materia prima. E si è reso quindi necessaria questa avventura in India, in particolar modo nel Kerala, ed è stato grazie alla terza generazione, a mio papà, Egidio Giacomini, anche lui, che verso la fine degli anni 90 ha iniziato queste spedizioni appunto in India, e nel 2000 è avvenuta la fondazione della Cara Fibertex, che è la nostra azienda in India, che adesso conta un organico di quasi 350 persone. L'azienda in India è nata come una vera e propria scommessa. Avevamo molta paura, però c'è stata questa energia, questa forza che ci ha guidato dall'inizio e che non ci ha mai abbandonato. Quindi questa realtà è cresciuta in doppia cifra da quando è nata, e da essere una piccola aziendina nel cuore del Kerala si è sviluppata fino ad essere il maggiore esportatore mondiale di zerbini in cocco. Ma non intendiamo fermarci qui. Abbiamo un progetto molto ambizioso che doveva iniziare nel 2020, che poi ovviamente, come tutti sappiamo, ha un po' bloccato i progetti, però contiamo insomma nei prossimi mesi, pandemia permettendo, di avviare questo super progetto. L'azienda in Italia, dopo una battuta d'arresto importante avvenuta nei primi mesi del 2020 a seguito appunto della pandemia, ha conosciuto un'importante ripresa dovuta in particolar modo non solo alla ricerca del Made in Italy e al fatto che comunque gli approvvigionamenti dall'estero, soprattutto negli ultimi mesi a causa dei noli, siano diventati molto difficili, ma anche e soprattutto secondo me perché c'è stata proprio questa forza di volontà da parte di tutto il team di volersi riscattare, e quindi c'è questa energia che un po' ci guida dal 1910, di voglia di fare sempre di più, di fare qualcosa di nuovo. Ci stiamo mettendo al massimo e contiamo di insomma continuare su questa strada sia in Italia che ovviamente anche in India, dove c'è un team di ragazzi giovanissimi che ormai è la nostra seconda famiglia. Diciamo che la realizzazione di un tappeto è molto simile a quella che si è sviluppata con il brevetto che citavo prima degli anni 60. Sostanzialmente viene presa la fibra di cocco, che è questa peluria che c'è che ricopre la noce di cocco vera e propria, che viene lavata e poi fatta essiccare, e viene poi filata in queste rocche che poi noi importiamo dall'India. Queste rocche poi vengono messe in questo macchinario, una vera e propria macchina da tessitura che come si può vedere taglia in piccolissime sezioni la fibra e la adagia lentamente in una spalma di PVC che viene fatta, nella quale noi poi
ed è una cosa che facciamo solo noi, che abbiamo aggiunto noi. Insieme alla spalma di PVC c'è questa fibra di vetro che è stata inserita proprio per ottimizzare e rendere ancora più forte la resistenza del rotolo. Quindi questi pezzettini di cocco vengono appoggiati in questa spalma di PVC in modo tale che si adagino, e una volta adagiati vengono passati in questo forno. Il forno fa sì che il PVC si asciughi e da qui si ha il rotolo, e poi viene utilizzato per fare i rotoli che poi vengono venduti a metro, oppure vengono fustellati per fare gli zerbini di varie misure, insomma. Come ci hanno insegnato i nostri antenati, c'è sempre bisogno di guardare avanti con ottimismo ed energia. Abbiamo un progetto molto ambizioso, abbiamo infatti acquistato 13 ettari di terreno nel cuore del Kerala, in prossimità della giungla, dove 13 ettari di piantagione di cocco che abbiamo intenzione di implementare per avere proprio un controllo al 100% di tutta la filiera produttiva. Quindi diventeremo produttori di fibra, ma non solo, poiché ovviamente è poco risaputo, ma del cocco non si butta via nulla. E quindi il nostro progetto da qui ai prossimi 5 anni sarà quello di sviluppare un'azienda che consente di recuperare ogni materiale che si riesce che risulta dalla lavorazione e dalla trasformazione del cocco, e far sì che qualsiasi tipo di scarto venga poi riutilizzato nella lavorazione, che è una cosa che stiamo già iniziando a fare anche qui in Italia, perché comunque gli scarti della lavorazione degli zerbini in cocco vengono riutilizzati. Abbiamo sviluppato un macchinario che consente agli scarti di essere separati in PVC, che poi viene rilavorato, e alla fibra di cocco, che poi viene ripulita e utilizzata in agricoltura come pacciamatura.